Con Piero Tosi, Forte dei Marmi, un risultato che forse penalizza un po' troppo la tua squadra, è giunto qua un pochino rimaneggiata, che ha dato tanto filo da torcere nel primo tempo, poi quando magari le squadre si sono allungate ha un po' perso, diciamo, anche lo stimolo. Beh, sicuramente il Forte dei Marmi che abbiamo visto stasera è più quello del primo tempo che non nel secondo, senza nulla togliere a uno Scagnano che si è dimostrato superiore già nella gara d'andata, l'abbiamo visto anche in maniera abbastanza netta. Sai, e come diciamo fuori onda, noi non abbiamo verità di promozione, anzi noi dobbiamo cercare di lavorare per far crescere i ragazzi. Quindi anche stasera la gran parte dell'ossatura è un under 19 che si è ben comportata, poi naturalmente in alcuni frangenti hanno avuto la meglio i giocatori di casa. Siamo stati anche sfortunati in certi gol, li abbiamo presi magari in maniera un po' troppo facile, dovevamo avere più attenzione. Adesso quando cominci a incamerare dei gol ti perdi anche poi lo stimolo per giocare bene, e forse nel secondo tempo è mancato quello, anche un po' la reazione a questo risultato, però è una squadra che effettivamente può meritare di più, ha dimostrato di poterlo fare, vediamo in incontri magari un pochino più alla portata se andrà meglio o no. Sicuramente abbiamo visto tanto potenziale, lo sapevamo, e è stato proprio un peccato proprio per gli episodi negativi che dicevi, perché fino a quel momento proprio era quasi una partita alla pari quasi, e poi quegli episodi li hanno un pochino demoralizzato i tuoi, che ci hanno messo un po' a riprendersi, ma poi anche fisicamente sono cresciuti anche alla fine. Sì, ma del resto voi potete contare in porta su Mattia Tahiti che è Forte dei Marmi, ci ha preso dei rigori che potevano essere decisivi in una fase della partita, invece purtroppo non siamo riusciti a concretizzare, potevano essere quelli che ti lasciavano più nel risultato, nel proseguire della partita, e dopo naturalmente quello che è venuto dopo è stato quello che è stato. Però sì, il potenziale c'è, dobbiamo lavorare sinceramente su quello, e ti ripeto, non sono queste le partite che vogliamo vedere, saranno altre, e spero con formazioni un pochino più malleabili rispetto a questo Scandiano che vedo molto bene, e credo che più va avanti più sarà tra le favorite alla promozione in A1, e glielo auguro, perché questa è una piazza che da troppi anni è lontana e meriterebbe di tornare al massimo splendore. Ringraziamo anche per queste parole e in bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi e a tutti, grazie.